Risotto? Sembra facile, ma quanti realmente lo sanno fare bene? Partiamo dal riso, carnaroli di buona qualità, cipolla, vino bianco, burro parmigiano e ovviamente brodo. Volete avere sempre una base di cipolla pronta per essere utilizzata per un risotto? Pellicola, pari peso acqua con la cipolla, microonde a media intensità fino a quando non vediamo bollire. L'importante è che dopo che l'acqua comincia a bollire, cominciate a fare qualche buco sulla pellicola per far evaporare l'acqua all'interno. In quel momento aggiungiamo quel po' di olio, mettiamo un attimo nel forno ancora, 10 secondi ed è pronta. Partiamo dal riso, pentola con un fondo piuttosto importante per non disperdere il calore. Riso senza grassi con un pizzico di sale in partenza. Servirà una temperatura non troppo elevata per fare in maniera tale di asciugare quel po' di umidità presente all'interno, ma non in maniera veloce, ma lenta. Il riso è pronto, bagniamo con una discreta quantità di vino bianco. Mi raccomando, non fate attaccare l'amido del riso col vino bianco, non è giusto. E quando avrà completamente evaporato il vino bianco, brodo caldo e cominciamo la vera e propria cottura. Voi direte la cipolla, eccola qua, non abbiamo bisogno di metterla all'inizio perché già è cotta. Ne prendiamo una cucchiaiata e ci darà quell'apporto caramelloso, dolce, di spalla in un risotto base all'italiana. Attenzione, non considerate la cottura come finitura del risotto. Tra gli 11 e i 13 minuti ci sta la cottura del chicco. Per la mantecatura dobbiamo sprecare almeno altri 3-4 minuti tra attesa, riposo, mantecatura e servizio. Avete visto quanto amido ha cacciato? Sì, grazie anche al riso, ma soprattutto grazie alla cottura. Il riso è cotto, guardate, lasciatelo sempre così all'onda. Quantità di burro e parmigiano? Orientativamente ogni 50 grammi di riso, 20 grammi di burro e una decina di grammi di parmigiano. Abbassiamo la temperatura prima col burro, è arrivato il momento del parmigiano, scendiamo a temperatura sotto gli 80 gradi, regoliamolo con un pizzichino di sale, lasciamolo riposare. L'emulsione è perfetta, l'amido ha completamente legato burro e parmigiano. Versiamo il risotto. Questo, secondo il mio punto di vista, è quello che ci aspettiamo da un risotto alla parmigiana. Cose semplici, mi raccomando, fate i bravi.